Dai. No, va bene, io intanto poi ok, mi sa che ci siamo. Buonasera a tutti. Abbassalo un po'. Intanto vi ringrazio perché siete presenti a una serata di canto sardo tradizionale. Non si sente spesso ormai, è la serata di canto sardo fatta in questa maniera. Però qui a Bulzi, per rispetto ai nostri tre grandi cantadores, zio Leonardo, zio Francesco e Giovannino, finché possiamo la riprodurremo in questa maniera. Un po' a Santiga, quindi con calma, anche se la gente non è più abituata ad ascoltare queste gare. La gara che si fa oggi è molto più ritmica, più veloce, sia cantata che suonata, però è un'altra cosa. Su Cantosaldo che ho conosciuto io era un altro. E stasera io ho invitato questi tre cantadores, perché tra tutti quelli che stanno cantando oggi sono quelli che ancora rimangono legati a questa forma di canto, perché non è più facile. I nostri cantadores, pur bravi, molto bravi oggi, non sono più abituati a cantare con calma, il canto lento, espressivo che si faceva una volta. E sappiamo tutti noi, perché se siete qua è perché siete appassionati, sappiamo che il canto a chitarra è nato dalla poesia, quindi non è altro che interpretazione della poesia, dei versi poetici. E non è facile interpretare i versi poetici. Zio Francesco mi diceva, non basta da bere sauca, no, perché un cantatore deve rispondere a tono all'altro, quindi è un'altra mentalità. Molti oggi non lo capiscono più perché non c'è quella forma di cultura, quel tipo di cultura, però noi a Bulzi faremo di tutto per mantenerla finché sarà possibile. Prima di ascoltare, ogni tanto vi farò ascoltare qualche traccia audio dei nostri tre grandi cantadores. Ringraziamo il Comune, la Proloco, che è sempre disponibile per presentare e per far rivivere la serata di canto a chitarra vera e propria. Io ho avuto piacere e li ringrazio perché si sono resi disponibili i nostri tre cantadores, due giovani e un altro meno giovane. Il meno giovane è Antonio Porcu, Antonio che pur essendo ancora molto giovane è 48 anni che canta continuativamente, quindi io direi di fargli un grande applauso perché ancora riesce a fare benissimo la gara, perché cantare per 48 anni insomma non è semplice, e lui ha cantato anche con i grandi. Poi abbiamo i nostri due giovani, Marco Manca e Gian Daniele Calvini della nostra zona, che ormai sono già emersi, sono conosciuti, ma sono molto giovani. E io sono sicuro che sono tra i pochi cantadores che riescono ancora a cantare con calma, accompagnati da chitarra a poddighe, come si diceva una volta, ad arpeggio, e non è facile, sinceramente non è facile. Chitarristi che suonano ad arpeggio ormai ce ne sono pochissimi, quindi io dico altro che, come ha detto qualcuno, dice quando sento le gare di una volta me ne scende il latte sino ai piedi. Non ho voluto rispondere io perché mi ha dato un pugno sinceramente sentendo queste cose da gente poi che ha suonato sui palchi per tanti anni, non me lo sarei aspettato. Io rispondo qui, ha risposto così perché non ha capito ancora dopo 40 anni che cos'è il canto sardo a chitarra, pur stando sul palco. Speriamo che lo capisca prima o poi. La gente comune ormai non è abituata ad ascoltare questi ritmi così lenti e quindi non ha pazienza. Il canto sardo invece era questo, un canto di pazienza. Come diceva zio Francesco, quando cantavano senza microfoni durante la serata dei primi anni, diceva non si intendeva samucca bassenne, per dire che c'era un silenzio assoluto quando cantavano senza microfoni.
e c'era tutta la piazza piena perché la gente aspettava questa forma di canto. Va bene, non voglio dilungarmi, ogni tanto dirò qualcosina. Loro inizieranno con un bel canto in re, tradizionale, che concluderanno a Boghevurada, col Redò, però iniziamo la serata ascoltando un brano di Zio Francesco, perché la serata non dimentichiamoci che è dedicata ai nostri 3 grandi cantadores. Buona serata quindi e auguri e in bocca al lupo ai nostri cantadores che verranno accompagnati da Pietro Nieddu, che io considero uno dei più grandi chitarristi ad arpeggio attuali, sono pochi, attuali. Speriamo Pietro che continui, guarda. Non sei bravo per quello, sei bravo perché sei bravo. Sei bravo perché sei bravo. Pietro, via, manda il primo brano di Zio Francesco. Fallo sentire, accompagnato da Adolfo Merella. Perfetto, questo era cantare, però state tranquilli, sentirete cantare molto bene anche stasera. Buona serata, in bocca al lupo. Vai Pier. La boca
Sending me
Gettare
benissimo. E come diceva zio Francesco, la prima andaina è fatta. Allora, avete sentito il primo canto in re della gara, che in genere serviva per riscaldare la voce dei cantadores. Un tempo cantavano 4, 5, 6 ore, noi riusciamo a farla in un paio d'ore, però la voce va riscaldata. Avete sentito bene il canto in re a Sarea, come si diceva agli inizi del secolo, che era il canto base del canto sardo, perché un tempo si cantavano durante la gara tanti canti in re, più che gli altri canti, e la gara era quella, chi sapeva interpretare meglio con le proprie modulazioni i testi, le poesie più famose di quell'epoca. Adesso, mentre rifiattano i nostri cantadores, prima di ascoltare ed iniziare Sanuarese, che era il secondo canto tradizionale della gara, questo canto è stato inserito negli anni 30, lo chiamano la Sanuaresa perché come modulazione è nato un po' a Nuoro, dei ragazzi lo stavano scimmiottando un pochettino. Io che ho studiato un po' musica e di qualche melodia me ne intendo, molto probabilmente all'inizio del secolo stava arrivando la mazurka, il valzer, perché l'unico canto che è in tre tempi, il tempo di valzer e la nuoresa, secondo me avevano bevuto un po' questi ragazzi, hanno provato ad arrangiare il canto, ne è uscito fuori un pochettino questo canto moderno per quei tempi e poi l'hanno inserito nella gara piano piano ed è entrato in pianta stabile. Chiaramente poi ogni cantatore a quell'epoca, De Sole, Luigino Cossu e tutti gli altri, hanno dato qualcosa di personale a questo canto. E prima di iniziare, mentre rifiatano i nostri cantadores, ascoltiamo una nuoresa cantata in un'incisione da zio Leonardo Cavizza. Pie, il numero 2. Accompagnando, sentite un po' da Nicolino Cavizza. Mira
tocco di Nicolino Cavizza si sente subito. Questo è zio Leonardo in una delle prime incisioni. Adesso continuiamo con Sanuoresa.
Verissimo, e Sanuoresa è andata. Come avete notato, la conclusione di Sanuoresa è come il canto in re a Bove Vurada, proprio per ricordare che è rimasto qualcosa, no, della tecnica del canto in re, anche se è diventato un brano completamente nuovo nella sua esecuzione. Adesso inizieremo, prima dei Mutos vi farò ascoltare un brano del nostro terzo cantautore storico, di Giovannino Casu.
di Giovannino e ascoltiamo un mottetto di Giovannino che va inciso con le sue purtroppo poche incisioni. Allora il numero 3. E questo era un mottetto molto allegro di Giovannino. Adesso continueranno loro a fare i mottetti. Nella gara sono i brani più allegri, i canti d'amore, i canti per le serenate, eccetera. Quindi, mutos.
todos sono andati. Adesso, prima di ascoltare, di andare avanti nella gara con la Gallurese e la Filognana, vorrei raccontarvi un piccolo aneddoto che è importante nella storia del canto a chitarra. Mi raccontava zio Francesco Cubeddu che zio Luigino Cossu gli mandava sempre, ogni volta che si trovavano per qualche occasione, qualche spuntinata, quindi sto parlando degli anni 50, anni 60, prima di andare via si salutavano e zio Luigino diceva a zio Francesco: mi raccomando, salutami tale persone a Bulzi, no, nome e cognome faceva. E una volta, e poi ci incontravamo di nuovo e me lo diceva di nuovo: mi raccomando, ricordami di salutare questi due bulzesi. Insomma, dopo la terza, la quarta volta, zio Francesco ha detto: ma damelo una rada, se volete, ogni volta devo fare su voltino a Bulzi per un saluto. Allora, dobbiamo te la dico, zio Luigino, che mai imparato a cantare in saldo, perché lui cantava sempre in gallurese, anche il canto in re faceva in gallurese, soltanto due bulzesi, uno in particolare, lo zio di Torino Mureo, zio Zamburro, dice, perché non era un cantatore, gli ho detto a zio Francesco: ma canta io? Canta io, in Bulzi canta io tutto, ha detto, no? Canta io. Si erano conosciuti con zio Luigino quando zio Luigino abitava ancora a Trinità, lui era di Trinità, no? E stavano iniziando a costruire la strada che da Trinità andava ad Agius. E loro facevano i piccapietre, no? Spaccavano le pietre, no? Per la massicciata, eccetera. E abitavano vicini di casa, e la sera trascorrevano la serata cantando in sardo. Beh, a Batti la dico, che mi ha imparato a cantare in sardo sono proprio due bulzesi. E così via. Adesso, prima di andare avanti con la Gallurese, ascoltiamo invece il brano numero 4, se non sbaglio, di zio Leonardo, che canta alcuni canti galluresi. Volume. E questo era zio Leonardo. Adesso invece continuano i nostri cantadores con la Gallurese, la Filognana e poi il canto in re, che è quello centrale, che in genere è quello che
ci permette di far ascoltare qualche voce anche a Sottiaresa, dove spingono un po' di più. Non si può dire di sì.
Bravissimo Pietro, questi abbellimenti, grazie anche all'esibizione dei nostri cantadores. Adesso ascolteremo brevemente un'altra incisione di zio Francesco, una corsicana, e poi loro continueranno con qualche voce a sa corsicana che è stata creata da Cicchedu Mannoni. Qualcheduno dice che l'abbia creata qualcun altro, a me zio Francesco mi ha detto che l'ha creata Cicchedu Mannoni alla Maddalena. Si trovavano alla Maddalena mentre ascoltavano un disco di un certo Rossi, un cantautenore di quel periodo, e cantava alla maniera corsicana, ne ha preso un pochettino le caratteristiche e ha creato su sa cantone a sa corsicana. Cicchedu Mannoni diceva così, l'ha arrangiata un pochettino, anche zio Francesco ha messo qualcosa di suo e poi l'hanno incisa. E da quel momento, fine anni 50, l'hanno inserita nella gara. Ha fatto un grande scandalo, dicevano all'inizio, perché era una novità, qualcosa di troppo, si staccava troppo, no, dai canti tradizionali della gara. Però piano piano zio Francesco ha detto, voi l'hanno fatta tutto. Prima ci hanno fatta a pezzi, poi l'hanno fatta tutti tranquillamente. Va bene, adesso ascoltiamo il brano numero 5, un'incisione di zio Francesco a Onsa Corsicana, e poi daranno anche loro qualche voce a sa corsicana. Poi iniziamo il classico se lo divideranno e arriveremo così alla conclusione. E questo era zio Francesco Cubeddu. Adesso lasciamo libertà ai nostri cantatori, si interpreteranno alcuni canti a modo loro alla corsicana.
Adesso iniziamo col classico, aspetta Piega, iniziamo subito. Si divideranno il classico, voi sapete che il classico è composto, è la parte un po' più temuta dei Cantadores una volta perché erano i canti più impegnativi, anche perché si era avanti, no, nella gara, ma anche per quanto riguarda l'interpretazione. Iniziamo col Miellà, saltiamo la Piaghesa, il Miellà, poi un Fa diesis e una Desisperada. E poi concluderemo invece, io ho tagliato una breve traccia di una gara che avevamo fatto a Bulzi nel 78 quando ho esordito io con la chitarra, con Gio Francesco, una gara fatta a Bulzi qui, ho tutta la registrazione fortunatamente, ho estrapolato proprio la parte conclusiva ed era una gara organizzata da un comitato a Bulzi con la presenza di tutti attori bulzesi, predicatore bulzese per la parte religiosa, la gara fatta da me, zio Francesco e Giovannino, doveva esserci anche zio Leonardo quella sera, avremmo completato il gruppo, ma lui era impegnato in un'altra gara altrove. Insomma, se non sbaglio poco fa c'era anche mio cugino Giovanni Piana che era nel comitato, me lo ricordo benissimo in quel periodo. E allora, ripeto, ogni cantatore faceva il suo miellà, quindi c'erano 3 miellà, 3 si bemolle, 3 fa diesis, 3 desisperate, quindi la gara era terminata intorno alle 2:30, quasi alle 3 del mattino, poi avevamo continuato oltretutto. Allora, erano altri tempi. Allora, iniziamo col miellà, con Marco, vero? Marco Manca, via.
Porco ci presenterà un'ottava scritta per la commemorazione di Paulico Mossa, un grandissimo poeta bonorvese che ha prestato tantissime poesie al canto a chitarra. È un'ottava molto importante e Antonio adesso ci presenterà e con questo canto terminiamo la gara, ma non andate via perché concluderemo con un altro saluto di zio Francesco Cubeddu. Prego Antonio. Abbiamo concluso, vi ringrazio per essere rimasti sino alla conclusione dopo oltre 2 ore di gara e come dicevo all'inizio questa è la forma di gara di canto a chitarra di una volta e non dobbiamo dimenticarlo anche se attualmente si è trasformata un po' la gara nei ritmi, nel canto, nell'accompagnamento strumentale eccetera.
però questa era la gara di una volta, calma, espressiva, interpretazione dei versi. È chiaro che bisogna conoscere anche le poesie che vengono cantate. Loro stasera hanno cantato proprio poesie tradizionali, quelle che andavano per la maggiore una volta, e li ringrazio anche per questo. Però il canto deve evolversi, no? Va avanti, cambierà, bisognerà cambiare anche le poesie, perché come diceva zio Francesco quando ne discutevamo, ha detto le melodie a me nascevano in base ai versi che cantavo, in base alle poesie che conoscevo, perché è la poesia che detta la melodia. La parola è molto importante, perché il canto a chitarra nasce dalla poesia, fondamentalmente. Allora, nel ringraziare i nostri cantatori, ringraziamo innanzitutto Pietro Nieddu, chitarrista, bravissimo, li ha accompagnati in maniera stupenda, come sempre, Gian Daniele Calvini, Marco Manca e Antonio Porcu con i suoi 48 anni di seguito di gare, e speriamo che continui ancora, ok? Quindi nel ringraziarvi concludiamo con un brano, una traccia estrapolata dalla gara che abbiamo fatto nel 78, quindi l'audio, immaginatevi, è un nastro semplicissimo, che si è salvato, perché dopo tanti anni i nastri si rovinano. Siamo riusciti a salvarla, ed è zio Francesco che dà il saluto a Bulzi con questo suo Mutu Longu. Si sente anche, qualcuno lo ricorderà, la voce di qualche bulsese. Mi sentite? Sì, e si sentirà anche la voce di qualche bulsese, perché è estasiato dall'esecuzione. In particolare io la ricordo di Gavino Biga, grandissimo appassionato del canto sardo. Grazie ancora a voi e terminiamo con questa esecuzione. Al prossimo anno, grazie al Comune e alla Prolocca.